Ecco, io non pensavo che ci fosse una correlazione tra, per esempio, lo sport e il lavoro. È una cosa che ho capito soprattutto nel 2022, dove ho deciso di fare un po' di maratone. La preparazione per la maratona vuol dire correre tanto, perché non è poi la maratona in sé, ma è tutto l'allenamento che c'è dietro. E in quel momento ho capito che le migliori idee mi venivano proprio durante i miei allenamenti, perché la corsa è un po' come una meditazione, un momento di riflessione con se stessi, soprattutto se è così lunga. E quindi credo che lo sport sia fondamentale per riuscire ad avere più energia al lavoro. Anche il fatto di fare uno sport al mattino, quindi la corsa del mattino, tanti dicono ma è follia perché ti alzi così presto, in realtà arrivare al lavoro dopo aver avuto già una grande scarica d'adrenalina è tanta roba.